Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. Il nostro impareggiabile regista Federico Borsari ha recuperato Alexander Brailovsky, uno dei grandi pianisti del Novecento. Nasceva a Kiev proprio oggi, il calendario musicale ci ha portato lì, anzi grazie a Federico ci ha portato lì. Nasceva oggi 16 di febbraio del 1896 Alexander Brailovsky, pianista classico naturalizzato francese, qui alle prese con il Grand Vals Brillant in Mi bemolle maggiore, opera 18 di Chopin, è considerato uno dei grandi interpreti di Chopin. Torneremo a gustarcelo tutto dopo, meravigliosa riscoperta, e intanto io do il benvenuto e il buongiorno non a Emanuele Boffi, che è stato colpito dall'influenza, che pare di nuovo avere un sussulto di vitalità, purtroppo, ma a Leone Grotti, che già conoscete, il redattore del mensile Tempi, tempi.it, che ho il piacere di riavere con noi. Ne abbiamo sentito lo abbiamo sentito, chiedo scusa, con Pierluigi Pellegrin per parlare di un libro di cui abbiamo letto tra l'altro anche qui in diretta, in radio, tutto il poema finale, stupendo, sconvolgente, intenso. Io direi bellissimo, un libro che dovete leggere anche per gustarvi alla fine questo straordinario poema di Liao Hiwu, Wuhan, il romanzo documentario. Si intitola Il libro, edito da Guerini Editore e curato proprio da Leone Grotti, che ho il piacere di avere anche stamani con noi. Intanto Leone, grazie, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, un libro davvero che ogni volta che capita di poterlo dire si consiglia di leggere, quello di Liao Yiwu su Wuhan, un romanzo che è veramente un romanzo documentario perché si riferisce a fatti sostanzialmente. Detto questo, se non lo avete ancora comprato, compratelo perché è veramente, credo, uno dei libri dell'anno. È uscito l'anno scorso, se non ricordo male, sul finire dell'anno, ma insomma non lasciatevelo sfuggire. E intanto Leone, andiamo sulla attualità come è costume in questa rubrica insieme al mensile tempi.it. Tra l'altro, se uno va sul sito, tanto può abbonarsi, è molto facile farlo e lo consiglio perché è una lettura molto stimolante di tutti i fatti che ci passano via tutti i giorni. Il mensile Tempi si occupa di darcene una versione più ragionata, un controcanto, ci aiuta a riflettere, ci fa molto bene alla salute, diciamo, lo dico da lettore. C'è proprio un tuo articolo in apertura sulla pagina internet, sulla prima pagina, l'home page di tempi.it, sulle auto elettriche, ne abbiamo straparlato anche stamattina, no? Sì. E tu interpelli un eurodeputato di Forza Italia del Partito Popolare Europeo, Massimiliano Salini. Allora, che idea ti sei fatto tu da cittadino, da giornalista di questa questione? Perché prima abbiamo sentito anche Gusmeroli, il presidente della Commissione Attività Produttive, che diceva, insomma, qui siamo ancora in tempo, quantomeno per eliminare la data capestro del 2035 e ricondurre tutto in una logica di mercato. In che senso? Cioè, se l'auto elettrica è cosa buona, si imporrà perché la comprano, non perché lo decide qualcuno dall'alto, fosse anche il Parlamento europeo. Secondo te siamo in tempo per fare questa doppia operazione? Cioè rimetterci al mercato? Del resto il mercato è quello che ha sempre propagandato l'Unione Europea, no? Le regole della concorrenza e via dicendo. Perché imporre se c'è un mercato? Se c'è un mercato e il prodotto è buono, si afferma da solo, dice Gusmeroli. E il 2035 ce lo leviamo di mezzo. Io ho la sensazione che non riusciremo a fare queste due operazioni. Tu che dici? Ma allora, attualmente è secondo me ancora impossibile saperlo, nel senso che dipenderà molto dalla Commissione europea, però potrebbe esserci una possibilità a seconda magari dell'andamento delle elezioni europee. Questa è una misura davvero incredibile, perché da un lato non la vuole nessuno. Tutti i paesi europei, soprattutto ovviamente quelli che producono automobili, quindi pensiamo a Francia, Italia e Germania, si sono opposti fortemente a questa misura. C'è tutta l'industria dell'automotive che ha fatto azione di lobbying alla Commissione europea per spiegare i problemi, per spiegare i pericoli, per spiegare i rischi, ma nonostante questo la Commissione europea non ha voluto sentire ragioni ed è andata avanti per la sua strada.
C'è una possibilità perché in sede di trattative sono state inserite 2 clausole che prevedono una nel 2025 che verrà fatta una revisione dei metodi di calcolo, perché qual è l'assurdità di questa misura? Che non è una misura fatta innanzitutto per tutelare l'ambiente come viene venduta, perché appunto nella direttiva si dice che le emissioni devono essere ridotte del 100%. Però non viene detto che le emissioni tout court devono essere ridotte, ma le emissioni allo scarico. Questa è una direttiva tecnologica, perché ad oggi l'unica tecnologia che permette di eliminare del 100% le emissioni allo scarico è l'auto elettrica. Però non viene considerate le emissioni emesse prima di tutto per produrre l'energia elettrica, e ad oggi il mix energetico europeo non è assolutamente verde al 100%. In secondo luogo non viene considerato l'intero ciclo dell'auto, quindi tutto quello che viene prodotto in termini di emissioni per produrre le batterie elettriche e poi per smaltirle. Se si va a paragonare l'intero ciclo dell'auto scopriamo che con gli Euro 7 e tutte le innovazioni presentate anche con benzina e diesel si arriva più o meno a un impatto ambientale molto simile, non identico ma molto simile. Quindi nel 2025 la Commissione dovrà valutare se cambiare il metodo di calcolo da emissioni allo scarico a intero ciclo di vita dell'auto. Nel 2026 invece dovrà essere fatto uno studio di valutazione dell'impatto di questa direttiva, di cui si spera poi bisognerà tenerne conto per apportare eventuali modifiche. Del resto la stessa Commissione europea con Thierry Breton, che è il commissario al mercato interno, ha parlato della perdita di minimo 600.000 posti di lavoro in tutta l'Unione Europea. Io non vedo come non si possa tenere conto di questo fattore. Quindi secondo te come va a finire, per fare una domanda un po' banale, un po' pratica? Allora, io temo che non andrà a finire benissimo, nel senso che però bisognerà vedere quale sarà la Commissione europea, se sarà uguale a quella attuale, perché l'attuale Commissione europea purtroppo ha puntato tutta la sua attività legislativa sul tema ambientale, sul Green Deal, spesso con iniziative ideologiche anche. Molto ideologiche. Noi ce ne siamo occupati davvero tanto, non c'è solo infatti. quella sulle auto elettriche, questa è solo una delle tante. Ideologiche non perché potenzialmente non facciano bene all'ambiente, ma perché vengono fatte troppo in fretta senza che il sistema sia pronto, quindi viene un po' messo il carro davanti ai buoi. Se questa linea continuerà, io penso che non riusciremo a venirne fuori, però non è detto che la linea continui allo stesso modo, e questa è la speranza, che almeno alcuni correttivi potranno essere apportati, anche perché se non verranno apportati, sinceramente ne va della libertà di ognuno di noi, perché la verità è che le auto elettriche hanno un costo molto superiore alle auto normali, ed è evidente, ed è stato detto tra l'altro in un'intervista dalla stessa Ursula von der Leyen, che tantissime persone non potranno più permettersi di comprare l'automobile, ma senza l'automobile, almeno nel 75% dell'Italia, Milano è un'eccezione, ma nel resto dell'Italia, nei paesi più piccoli, non si può andare a lavorare. Quindi c'è un problema molto serio di libertà personale. Allora, senza l'automobile, magari senza casa perché non hai più i soldi per metterla a posto, ma che tipo di visione c'è in Europa in questo momento? Francamente, io non voglio essere proprio populista, terra e così privo di idealità, però mi pare che insomma sia un po' preoccupante la visione dell'uomo che costoro hanno in sede europea. Secondo me c'è una battuta molto bella che fa Salini nell'intervista, e che è che in Europa c'è la Commissione europea, lui dice, non è abituata, e questo è un problema della struttura dell'Unione Europea, la Commissione non è abituata a fare i conti con i cittadini, cioè non deve rendere conto ai cittadini di quello che fa, e questo è un problema di come è stata impostata, di come è stata architettata l'Unione Europea, e che evidentemente avrebbe bisogno di una riforma. In più diceva
subisce le pressioni di una fortissima lobby anti-industriale che vorrebbe rendere lo spazio europeo uno spazio esclusivamente commerciale e non più manifatturiero, il che sarebbe il suicidio dell'Europa, perché l'Europa, non avendo a disposizione un'abbondanza di materie prime, l'unico modo in cui può affermarsi e contare nel mondo è grazie al suo genio manufatturiero, che ovviamente non è solo tipico dell'Italia, ma anche della Francia, della Germania e di tantissimi altri paesi europei. Leone, forse sto cominciando a capire perché dicono che Milano è la città più europea d'Italia. Non a caso anche nel voto lo ha dimostrato alle ultime regionali. A Milano ha vinto Maiorino, che rappresenta un po' tutto questo versante ideologico, tra virgolette, della politica, no? Milano è una città più europea d'Italia perché sono scomparse le industrie, le manifatture, non abbiamo più gli operai, non c'è più gente che lavora nel produrre qualcosa a Milano, solo nel produrre vision, apparenza, fuffa. Mi viene da dire così, sei d'accordo? La messa giù un po' dura anche in questo caso, per carità, però insomma per quello forse Milano è la città più europea d'Italia, no? Allora, secondo me in parte è vero, forse detta così è un po' radicale, è un po' radicale nel senso che ovviamente Milano ha davvero tantissimi pregi, tantissimi punti di eccellenza, però è però vero non ha più che... fabbriche, le abbiamo le elencate Sì, prima, no? C'era un articolo che le ricordava, sì, quando c'erano le e fabbriche. questo è un problema che accomuna molte grandi città, ad esempio penso solamente a Torino, che infatti vede uno stesso di fatto orientamento politico anche diversamente poi dalla regione Piemonte. È così, questo viene riconosciuto un po', penso, su tutti i giornali, anche forse ieri la Stampa titolava "Il PD esiste solo nella ZTL". Sì. È un trend di voto, che c'è. Allora, il tempo vola, siamo già alle 9:28, però a proposito di ideologia verde all'interno della Commissione europea, della cosiddetta Unione Europea, vi segnalo che c'è anche un altro articolo, oltre al tuo in apertura, Leone, quello di Amedeo Lascaris, sul fatto che questa ideologia verde in sede europea stia uccidendo sul nascere l'industria dell'idrogeno, che era un settore interessante, promettente, poteva essere anche un'alternativa alla famosa dipendenza dal gas naturale, dagli idrocarburi, no? Invece l'ideologia sta schiacciando anche questo settore. Segnalo ancora, giusto per dar conto a chi ci ascolta, che anche sul voto alle regionali ci sono diversi articoli interessanti in home page su tempi.it, li trovate andando sul sito. Che cosa insegna all'Italia il voto molto ragionevole dei Lombardi? È il titolo del pezzo di Alberto Mingardi, che in sostanza dice qui hanno votato gli elettori scegliendo tutto sommato chi può governare meglio, in maniera molto empirica, molto pragmatica. Sarebbe interessante trasporre questo metodo anche a livello nazionale. È una suggestione abbastanza interessante. Mentre il direttore Emanuele Boffi aveva scritto un pezzo 20 giorni prima del voto e lo ripubblica oggi. Anche questo è estremamente interessante. La faccio corta, Leone, ricordando anche, tra l'altro, che hai scritto un altro articolo molto interessante sulla questione della guerra in Ucraina, che prendendo spunto dalle parole del generale americano Petraeus, scrivi, riporti la sua opinione, finirà in un negoziato. Petraeus ne è convinto, né l'Ucraina né la Russia vinceranno sul campo. E anche nell'Alleanza Atlantica si continua adesso a dire che il conflitto non può durare troppi anni, proprio perché c'è un problema anche pratico, le munizioni, le armi da inviare a Kiev che stanno scarseggiando. Ho messo giù una serie di argomenti, staremo qua 2 ore a parlarne, ma ti lascio la parola conclusiva, Leone. Sì, ma in brevissimo, la direttiva sull'idrogeno è l'ennesima conseguenza di quella postura ideologica che dicevamo prima. La tecnologia dell'idrogeno è interessantissima, potrebbe davvero essere un'innovazione chiave per anche l'indipendenza energetica dell'Unione Europea. Il problema ovviamente è che per produrre idrogeno c'è bisogno di molta elettricità, e l'Unione Europea, la Commissione Europea ha stabilito le regole per produrlo e ha stabilito sostanzialmente che deve essere
il processo che porta appunto a produrre l'idrogeno deve essere alimentato solo con energia rinnovabile prodotta in loco. E questo fa sì di fatto che quasi nessuno possa farlo, nel senso che bisogna avere ovviamente un campo eolico o solare gigantesco accanto alla fabbrica dove poi si produce l'idrogeno, e questo fa sì attualmente che solo forse 2 o 3 paesi in Europa possano farlo, senza contare che tutta la tecnologia per farlo è in mano alla Cina, e senza contare che se un domani gli Stati Uniti mettessero regole invece meno stringenti, tutti andrebbero a investire negli Stati Uniti. Quindi l'obiettivo è sicuramente sempre buono, cioè ambientalmente è corretto per diminuire le emissioni, però non si fa conto con la realtà, cioè che se attualmente è impossibile, il risultato è che si distrugge un'industria, mentre sulla guerra in Ucraina a me pareva molto interessante questa intervista di Petreus, pur riconoscendo che l'Ucraina si sta comportando egregiamente in termini militari, mentre la Russia sta combinando un disastro dietro l'altro, rimane il fatto che la Russia ha una disponibilità di uomini e mezzi molto superiore a quella dell'Ucraina, e siccome fino a poco tempo fa, e torna ciclicamente, si diceva che la guerra si può vincere, quindi bisogna andare avanti a oltranza, è un segnale che invece forse conviene cercare di arrivare a una situazione per poi mettere in piedi un negoziato. Questa è sempre stata anche la nostra posizione, cioè che la guerra va trovato il modo per farla terminare il prima possibile, ovviamente nel modo migliore possibile, senza svendere l'Ucraina, però cercando una vera soluzione al conflitto e non solo andando avanti oltranza. Allora Leone, ti chiedo un tweet per salutarci. Perché secondo te l'incontro fra il Presidente della Repubblica Mattarella e l'Emiro del Qatar Al-Thani è passato via come se niente fosse, anche se il Qatar è stato il protagonista del cosiddetto Qatar Gate, sul quale pure sta calando un po' di disattenzione, mettiamola così? È passato via come se niente fosse perché si fa fatica a spiegare, diciamo, all'opinione pubblica perché se un paese viene riconosciuto come corruttore delle istituzioni europee, poi di fatto la realtà è che siccome siamo in una posizione di dipendenza energetica non possiamo fare a meno di averci a che fare. Ovviamente dal punto di vista dell'immagine non è bello, però la realtà è che in questo momento noi non possiamo fare a meno del Qatar e degli interessi del Qatar nel nostro paese. Non è bello a livello di immagine, quindi si cerca di far passare come non è bello a livello di immagine il rapporto con l'Azerbaigian che cerca di invadere l'Armenia, ma la verità è che come realpolitik non si può farne a meno. Allora, io ringrazio Leone Grotti, redattore del Tempo, di Tempi, il settimanale, il mensile, non ne ho dette 3 in fila, tutte giuste. Allora, il mensile Tempi, tempi.it, leggetevelo perché, come ripeto, è molto utile per inquadrare i fatti che si leggono ovunque in maniera diversa. Buon lavoro, grazie Leone. Grazie a te. Ciao. Tempi.it, chiudiamo qua, tra poco Scuola di Magia, Claudio Borghi Aquilini. Avete ascoltato